Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo su PES 2021, patch 98-99, siamo ai quarti di finale con la Dinamo Kiev contro il Kaiserslautern dopo un epico ottavo di finale contro il Liverpool. Adesso siamo però qua, sta piovendo, piove all'Olimpia Schiri Kiev. Kaiserslautern possiamo battere, ragazzi, le semifinali non sono impossibili come nella realtà. Con un Shevchenko così, poi se Shever Euro scatenati. Piove qui in Ucraina. C'è una tensione senza senso. Dinamo Kiev, Kaiserslautern. We have terrific scenes in front of us at the Estadio do Dragao, one of the biggest venues in Portugal. Dai raga. A truly big night of football here ahead of us. It always is when this competition is in town. Well, we're at the stage, Peter, when Mikhailichenko subito prova a lanciare Rebrov, recupera la difesa tedesca, può ripartire Ciriaco o Ciriaco, sforza Ballack, attenzione, forte sta squadra, molto bene per Mikhailichenko, la Dinamo è partita bene, subito un cross di testa, non arriva purtroppo Kozowski. Miro Klose, ragazzi, un Kaiserslautern giovane, un bellissimi giocatori. Rebrov lancia Andri per Kozowski. No, brutto errore qua. Ancora Michele. Marshall. Zedbel, madonna. Occhio ragazzi. Attenzione Marshall. Butta via, bravissimo. Rebro, ora come si trovano? Lunga. Schmidt, Ross. Sforza, Klose. Belkevich, Mikhailichenko. Sheva prova a lanciare Rebro ma recupera la difesa tedesca ancora. È dura anche se Slaughter sicuramente non è forte come il Liverpool, ma squadra tosta. No, non perderla così Klose, attenzione Miro. Non c'è Klose. Bravo Sciokowski. Monteau. Steinman. Mamma mia, partita durissima. Bravo Yusin. Non fallo. Oh. Ref. 26esimo, 0-0. Non riusciamo a sfondare. Rebrov, è brutto sto passaggio. Bravo Yusi, no, non è mai fallo. Frisk, addirittura cartellino giallo. Yellow card. Bah. Non condivido. Sforza. Attenzione Klose. Mamma mia Miro. Mamma Klose. Rebrov, lunga. Partita durissima. No, ma non è mai fallo, ma dai, è veramente una rottura di coglioni però. Detta proprio in inglese, cioè in francese, scusate. Sforza. Schonberg.
Bravissimo, vai Kozowski. Delizioso Kozowski. Yusin prova a lanciare a lunga per Sheva. Non ci arriva Sheva. Rebrov, attenzione Sergei Rebrov. Rebrov! Errore della difesa del Kaiserslautern e Rebrov punisce. 1-0 Dinamo. Ragazzi, qua rischiamo di vincere la Champions. No, se non voglio... Però che cazzo. Abbiamo due attaccanti fenomenali. Bravo Yusin. Ancora Rebrov verso la Dinamo, si scatena. Rebrov se ne va. No, errore qua, ma recupera Velkevic. Una Dinamo che pompa alla grande. Niente. Michele recupera la Dinamo con Yusin. Finisce la prima frazione 1-0. Rebrov sfrutta l'errore della difesa del Kaiserslautern e andiamo in vantaggio. Un godimento grosso, ma caro, perché abbiamo più tutto il ritorno, poi mezzo di secondo tempo più tutto il ritorno. Buono. Andri ancora per Rebrov. Qua Rebrov sbaglia. Anche il campo scivoloso non aiuta. Yusin. Ancora errore qua. Dai, però sveglia, raga. Occhio. Grande Shovkovski. Bravo Shovkovski, bravo, amore mio. Scusate ragazzi, ma sono tardissimo. Mamma mia. C'è andata bene qua, Mikhailichenko. Bravissimo Olovko. Velkevic di testa non ci arriva, recupera il Kaiserslautern, ancora Shovkovski, bravo Vecchio. E puoi rinviarla? Grazie. 62esimo. Che qua esagero, voglio subito verticalizzare, ma... Godo. Ottimo, vai Yusin. Kozowski. Prova a tirarla per Velkevic. Spondona errata. Stiamo attenti che basta un attimo, abbiamo visto che... Buono. Vashuk. Fuori gioco. Molto bene. Vai Andri, spondona di Andri, ma Andri le prende tutte. Comunque Rebrov è qua. Rebrov. Occhio. Mamma mia che... Lasciamo zitti. Mamma mia che tiro meno male. Qua. Sculata della Dinamo. No. Bravo.
Andri. Scivola Andri, scivola Andri, scivola Andri, scivola Andri. Shevchenko! Traversa di Andri. Peccato. Deve essere il gol qualificazione. Bravo. Fallo, no. Yusin, Mikhailichenko. Kozowski. Niente. 1-0, dai, non male, alla fine giusto così, hanno preso anche loro un palo clamoroso. Andiamo al ritorno comunque con un vantaggio di un gol, certo. Se segniamo là, è quasi fatta. Voliamo in Germania per staccare il biglietto per la semifinale, ragazzi. Come nella realtà, la Dinamo Kiev in questa stagione è arrivata appunto in semifinale. Vediamo se ce la becchiamo anche qua in game, sta mod che una volta completa, ragazzi, diventa la mod definitiva. Vai, raga. Kaiserslautern vs Dynamo di Kiev. Vai. Ci giochiamo la semifinale di UEFA Champions League. Sforza. Occhio. Non ci credo. Rigore forse. Speriamo di no. Ammonita. Dopo 3 minuti. Meno male, però bruttissimo lo stesso. Sforza. Gol di Sforza subito. Inizio veramente shock. Calma. Vashuk. Devo un attimo ricarburare le idee perché non mi aspettavo un gol così a freddo. Siamo in grossissima difficoltà, ragazzi. Kalazze, Yusin. Fallo su Yusin. Partita cattiva, raga. Yusin scioccato per il fallo, ma c'era. È andato anche bene fuori area. Però Sforza punisce su punizione. Quickly, very quickly. Bravo Sciolkowski. Yusin. Calma, ragazzi, che manca tanto. Attenzione. Mikhailichenko. Mikhailichenko! Fuori. Che errore qua. Recupera Andri. Per Rebrov non ci credo, la lisciano tutti. La lisciano tutti. Bravissimo, cacca per Kalazze. Madonna, Kalazze, show. Per Kozowski. Non ci voglio credere. Ancora la difesa si salva della Deutschland, del Kaiserslautern. Scusate, ragazzi, pronuncio un po' curiosi. Mikhailichenko. Belkevic.
Belkevic, che numero di Belkevic! Puttana miseria, Belkevic. Ancora ci stava regalando il Belke. Mikhailichenko. È rimessa per la Dinamo che sta giocando adesso. Kozowski. Mettila bene. Kozowski! E Rebrov pulisce la difesa. Incredibile. Rebrov scema. Signori, mamma mia, come gioca la Dinamo in attacco. 1-1. E col 2-1 passiamo noi. Per la regola dei gol di trasferta. Ma stiamo calmi. Dormita dalla difesa tedesca. Mikhailichenko. Ah, brutta questa. Ma Yusin recupera in maniera splendida. Rebrov per Velkovic. Ragazzi, questa Dinamo Kiev è fenomenale. Kozowski. Bravo. Ancora il coso. Vai coso. Michele. Close. Grande Sciolkowski. Absolutely. Close. Attenzione Wieser. Brutto fallo, cacchio. Sono pericolose le punizioni qua. Ancora sforza. Meno male. Fallo anche questo. Adesso preme il Kaiserslautern perché ha bisogno di 2 gol per il passaggio. Per passare in semifinale. Mamma mia, Sciolkowski qua ha tirato dal... Mamma, cosa ha tirato fuori Sciolkowski? Sciolkowski la traversa, fidei. Ha bisogno di 2 gol il Kaiserslautern per qualificarsi alla semifinale. Sceva. Con un altro gol sono finiti i tedeschi. Attenzione, Kozowski per Andrì. Qua Andrì ha preteso un po' troppo. In affanno il Kaiserslautern, brutto errore qua, ma recuperano i tedeschi. Close. Attenzione, Sciolkowski. Mamma mia. 1-1. Seconda frazione. Già un erroraccio. Grande qua Vashuk. Sceva la perde. Cacca Verkalazze. Qua Rebrov non riesce. Fiori qua il Kaiserslautern prova tutto per tutto, giustamente Polster. Bella squadra comunque, i tedesconi. Non riesco a fermarli, ragazzi. Partita cattivissima adesso. Abbiamo unito Lofko. Ancora Sforza che sta tirando missili. Beh, però Sciolkowski ha tolto dall'incrocio un gol fatto, dopo l'ha buttata sull'incrocio dei pali. Occio, buttala via. Ma no, così. Michele. Recupero bellissimo di Mikhailichenko su Michele, contropiede. Sceva Rebrov. Fallo. Ci siamo, raga, ci siamo. Mikhailichenko. Yusin. Prova un tiro impossibile. Kalazze.
Sheva. Vabbè, palla. Attenzione Andri. Andri! Palo di Sheva ancora, come l'è andata. Questo quarto di finale è un po' stregato per il talentissimo ucraino, per il Bambi di Kiev, la freccia ucraina, vento di passioni. L'usignolo di Kiev. Occhio. No, che cagata Ballack. Michele. Gol di Michele, ragazzi. Accorcia le distanze Michele. Ma so cazzi, mamma mia, sono finale di partita devastante. Michelicenko. Non fare dei cambi. Allora. Non sono neanche stanchi i giocatori. Non tenere i titolari. 25 minuti più recupero, ragazzi, le dura. Che gol di Ballack su errore nostro. Basta un gol e siamo tranquilli. Un gol e siamo tranquilli. No, close. I tedeschi ci credono, è sempre un peccato per andare in semifinale. Kozowski. Si invola. E lancia Andri. No, se la allunga, ma forse è calcio d'angolo. No. I minuti scorrono veloci, dai. Michele. Fuori gioco, no, basta sti lanci lunghi però. Holster, no! Close! Gol di Close. No, Ballack ancora Michele. Ai. In questo momento siamo fuori, troppo sicuri, un secondo tempo orribilante della Dinamo. Solo il palo di Sheva Kaladze non è finita, vai Kakaber. Muovite Kaladze, muovi. Bravissimo, dai Fiori, Kozowski. Tutti in avanti adesso Kozowski. La metti in mezzo. Per Rebrov, di testa Rebrov. Rebrov la perde. Non ci voglio credere. Cosa stiamo buttando via? Secondo tempo purtroppo la Dinamo molto male. Vashuk, Belkevich, Michelicenko, attenzione. Michelicenko. Sheva ti prego. Non ci posso per salvare. Guarda sti qua come difendono adesso, non ne sbagliano più mezza. Quel palo di Sheva all'inizio secondo tempo adesso pesa tantissimo. Kaladze, lancia. Ormai finita. Rebrov per Andri. Ultima chance. Vai Sheva, hai le potenzialità per superarlo, Ross. Oh, bruttissimo fallo sull'asso ucraino. Kozowski entra in area. Vai Koso. Rebrov, non ci credo, me l'ha tolta dai piedi. Luzny per Kozowski, ultima azione, siamo al 95esimo. Sheva, cosa ha fatto Sheva al 96esimo? Non ci credo. Al 96esimo Sheva mi regala la semifinale, guarda che azione.
and sheer class. No, vabbè, no. Non ha senso. Eccolo. Eccolo qua. È così. Mettiamola così. Rovesciata perfetta. Non ci credo, siamo in semifinale all'ultimo istante. That will be the final act. And on to the semi-final. Non ho parole. Double cleared. Next up, the penultimate step. After what we saw in the first game, Jim. Non ho parole, all'ultimo secondo possibile. Perdiamo in Germania, ma vinciamo per i gol in trasferta. E adesso vediamo il tabellone. Dinamo Kiev Juventus, mamma mia. Ce la mettono nella Juve più forte del ciclo Lippi. La vediamo. Juve, Dinamo Kiev e Milan Barcellona, ragazzi. Perché il Milan chiaramente no. Purtroppo ho dovuto inserire 6 e 4 squadre in più. Bella però, mamma mia. Allora, goal ranking, Inzaghi, 12 Sport Inzaghi Show. Shevchenko, Shukri, poi via di tutti gli altri. Del Milan non c'è nessuno però. C'è Morfeo, ragazzi. Morfeo e Abirov. Assist, Rebrov al comando con Zidane. Zidane. E si gode. Mamma mia, fiori. Ragazzi, prevedo una doppia sfida con la Juve ad alta tensione. Raga, sotto il comandone veneziano. Ciao!